Sono in viaggio verso Roma i 190 cresimati della diocesi. In 3 giorni ascolteranno testimonianze, rinnoveranno la professione di fede e parteciperanno all'udienza del Papa. Il paradiso non è a numero chiuso, ma la via per la vita eterna non è una bella autostrada. Così il Papa all'Angelus ha commentato il Vangelo domenicale. Per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo. La comunità di Caro in Val di Vara si è riunita per celebrare Antonio Maria Gianelli, grande devozione e amore per il santo patrono nato a poca distanza dalla chiesa di San Lorenzo. Ritorno in Serie B con vittoria per la Virtus Entella che al Comunale ha battuto il Livorno dell'ex Mister Breda per una rete a 0, assegno Mancoso su calcio di rigore. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi apriamo questa edizione del nostro telegiornale parlando del pellegrinaggio che è iniziato questa mattina alle 7 quando sono partiti i pullman dalla nostra diocesi con a bordo i cresimati che stanno compiendo questo viaggio verso Roma per 3 giorni che li vedrà protagonisti di diversi appuntamenti. E ora ci colleghiamo proprio in diretta con il gruppo diocesano. Come potete vedere alle mie spalle stanno seguendo diversi sacerdoti questo pellegrinaggio. Per noi c'è Don Luca Sardella. Buongiorno Don Luca, dove siete? Grazie, buongiorno Cristina, un saluto a tutti, prendiamo la linea in diretta da Roma, stiamo arrivando ormai per questa 3 giorni di pellegrinaggio diocesano, ormai la 5ª edizione in un crescendo di entusiasmo e di partecipazione. I cresimati, come anticipavi da studio, sono partiti questa mattina alle 7 da Rapallo, da Chiavari e da Sestri Levante, arrivano da numerosissime parrocchie del nostro territorio, c'è tanta attesa e tanta trepidazione per queste 3 giornate che si preannunciano già all'insegna soprattutto della fraternità. Vedete accanto a me i primi ospiti del nostro viaggio, sono ragazzi e catechisti che arrivano da Rapallo, abbiamo Isaura e Francesco. Intanto per alcuni, dobbiamo anche dirlo, è la prima volta che si visita Roma. Francesco è uno di questi, che cosa ti aspetti da queste giornate? Sicuramente mi aspetto una bellissima esperienza, perché comunque conosciamo pochissime persone, quindi abbiamo opportunità di fare anche nuove amicizie e conoscere nuove persone. Mi piacerebbe tanto incontrare il Papa da vicino, speriamo di essere tra i 4 fortunati. E oltre a questo mi piacerebbe anche vedere il Colosseo di Roma e la Basilica di San Pietro, essendo la mia prima volta qua a Roma. Non è la prima volta invece per Isaura, anche lei arriva da Rapallo, non è la prima volta a Roma, però in questa occasione è la prima volta. Sì, a parte questo non conosco nessuno, quindi è una bella opportunità per fare amicizia, conoscersi. Io, non è la prima volta che ci vado, però vorrei visitare più posti possibili, divertirmi soprattutto e appunto fare amicizia. La prima tappa di oggi sarà la Basilica di San Paolo fuori le mura, dove alle ore 16 verrà celebrata la messa. Ci sono altre voci che Giacomo Rizzi ha raccolto durante il viaggio che adesso vi proponiamo in questo servizio. Come mai hai deciso di venire al pellegrinaggio? Perché ho ricevuto la cresima quest'anno e volevo fare un'esperienza nuova, andare a vedere Roma, che non c'ero mai andata, e conoscere il Papa. Per te invece quali sono le motivazioni? Io sono venuta qua perché c'erano i miei amici e per stare con loro, e poi anche per provare un'emozione diversa, perché incontrare il Papa non è una cosa che fai comunque tutti i giorni, quindi secondo me è anche un'emozione diversa. Hai mai visto Roma prima d'ora? No, non l'ho mai vista, infatti anche per questo ho provato a venire per anche visitare la città e tutto. Prima volta che assisterai a un'udienza del Papa? Sì, è la prima volta e sono felice. Hai deciso di venire qui perché comunque siete in un po' della tua parrocchia o...? Sì, siamo abbastanza e comunque ci sono gli amici, è sempre bello fare anche nuove amicizie. Una speranza che avevi di questo viaggio prima di partire? Io conoscere nuova gente e poi magari riuscire a salutare o comunque abbracciare il Papa.
C'è tanta attesa, come ascoltavate, di incontrare Papa Francesco. Saranno di fatto 4 i ragazzi che a sorte saranno sorteggiati, che potranno incontrare personalmente Papa Francesco al termine dell'udienza di mercoledì e portare a nome di tutti il saluto dei cresimandi di Chiavari. C'è molta attesa, abbiamo ascoltato anche prima da Francesco, anche Isaura spera nell'essere sorteggiata. Sì, io il Papa l'ho già incontrato a Genova, però incontrarlo a Roma è sempre più bello, è più bello, quindi spero anche io di uscire. Come dicevi da studio, Cristina, ci sono diversi sacerdoti che accompagnano i ragazzi, ma anche diversi catechisti. Graziella è una di queste, arriva da Rapallo. Graziella ha la bellezza di accompagnare dei ragazzi anche oltre il percorso della Cresi. Sì, infatti essere qua a Roma è un traguardo, diciamo, per averli accompagnati in questi anni, la gioia di essere qui e di continuare con loro la relazione e anche una vita di fede dentro la Chiesa, ecco, fare un percorso che va avanti nelle esperienze che propone la parrocchia. Qui alle porte di Roma stiamo facendo una piccola sosta per il pranzo, come potete vedere c'è un clima di amicizia e anche di forte condivisione. Le prossime tappe, come detto, a San Paolo fuori le mura, alle ore 16 la celebrazione della messa, poi raggiungeremo il Roma Camping Village dove è atteso anche l'arrivo del nostro vescovo Alberto Tanasini che vivrà con noi questa esperienza. Da Roma è tutto, linea allo studio. Bene, grazie. Torneremo a seguire il pellegrinaggio anche nei prossimi telegiornali. E intanto il Papa ieri mattina all'Angelus ha commentato la pagina del Vangelo di Luca in cui Gesù viaggia tra città e villaggi diretta a Gerusalemme per andare incontro al suo destino, morire in croce per la salvezza di tutti gli uomini. Francesco, commentando la risposta di Gesù alla domanda «Signore, sono pochi quelli che si salvano?», ha chiarito un passaggio fondamentale. Il paradiso, ha detto, non è a numero chiuso, ma la via per la vita eterna non è una bella autostrada. La sintesi di Radio Vaticana. Il paradiso non è a numero chiuso, ma si tratta di attraversare fin da ora il passaggio giusto che c'è per tutti, ma è stretto. Così Papa Francesco prima della recita dell'Angelus. Commentando un passo del Vangelo di Luca, il pontefice chiarisce che la via per la vita eterna non è una bella autostrada con in fondo un grande portone. Il passaggio è stretto e per salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non è comodo. È una porta stretta, perché è esigente. L'amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere secondo il Vangelo. San Paolo lo chiama il buon combattimento della fede. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di tutto il giorno, per amare Dio e il prossimo. Nel Vangelo un tale chiede a Gesù: Signore, sono pochi quelli che si salvano? E il Figlio di Dio, nel rispondergli, capovolge la domanda, colloca la risposta sul piano della responsabilità, invitandoci a usare bene il tempo presente. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Il Signore ci riconoscerà non per i nostri titoli, insiste Papa Francesco, ma per una vita umile, una vita di fede che si traduce nelle opere. E per noi cristiani questo significa che siamo chiamati a instaurare una vera comunione con Gesù, pregando, andando in chiesa, accostandoci ai sacramenti e nutrendoci della sua parola. Questo ci mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva la carità. E così, con la grazia di Dio, possiamo e dobbiamo spendere la nostra vita per il bene dei fratelli, lottare contro ogni forma di male e di ingiustizia. Ancora una volta, infine, Papa Bergoglio invita tutti a seguire l'esempio della Vergine Maria che è passata attraverso la porta stretta che è Gesù. Non c'è solo la devozione per il santo, ma anche l'amore per un compaesano nella festa dedicata al patrono Sant'Antonio Maria Gianelli, celebrata a Carro. Nella chiesa di San Lorenzo è conservata infatti la reliquia della costola del santo. Qui i fedeli si sono ritrovati per la messa del mattino.
Era il 25 agosto 1835 quando una processione penitenziale guidata dall'arciprete Antonio Maria Gianelli ottenne la grazia alla Madonna dell'Orto affinché Chiavari venisse risparmiata dal colera. Un episodio, quello del miracolo delle rondini, che ancora oggi viene ricordato non soltanto a Chiavari ma anche in Val di Vara, di cui Gianelli è patrono. La comunità di Carro ieri si è riunita nella chiesa di San Lorenzo per pregare il santo. Lo amiamo tutti. E siccome la parrocchia di Carro non aveva un santo patrono ma titolare della chiesa San Lorenzo, siamo riusciti ad ottenere negli anni '80 la fortuna di averlo come patrono nostro, Santo Gianelli. Di conseguenza ne andiamo fieri in un modo particolare. La messa del mattino è stata celebrata dal viceparroco di Sesta Godano, che ha messo in luce il carisma del Gianelli, un uomo normale diventato santo, nato a pochi passi da lì, a Cerreta di Carro. Tutti, anche oggi, ha detto il sacerdote, possiamo fare della nostra vita un capolavoro. Uno degli insegnamenti di San Antonio che può essere più attuale in questa nostra realtà di oggi? Sicuramente l'instancabile ricerca della volontà di Dio. Sembra scontato, ma lui veramente in ogni sua scelta, in ogni sua azione, anche pastorale, ricercava in tutto e per tutto quella che era la volontà di Dio. Penso che anche noi dobbiamo ricercare sempre quello che Dio vuole da noi nella vita di tutti i giorni. In serata la processione ha attraversato le vie del borgo con la statua del santo conservata in oratorio. Un'occasione per tutti per riscoprire le radici della devozione e gli insegnamenti del Gianelli. L'insegnamento dell'umiltà, di essere disponibili. Infatti non mi ordina niente nessuno, ma in parrocchia cerco di dare il massimo di quello che sono le mie possibilità, anche perché non ho più 20 anni, ecco. Quindi cerco di collaborare proprio come avrebbe fatto Gianelli e ci tengo molto, è il nostro santo. Ora veniamo alla cronaca amministrativa. Partiranno domani mattina le verifiche e i sondaggi lungo gli argini del torrente Rupinaro a Chiavari. È previsto nella giornata di oggi infatti l'arrivo di un macchinario necessario per eseguire le prove geotecniche per le attività sul campo in laboratorio. È inviato dallo studio Ugo Celotti con sede a Milano. A effettuare i sondaggi saranno i tecnici del raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi per lo scopo e che entreranno nelle proprietà private insieme al personale comunale. I proprietari delle zone indicate potranno assistere anche mediante una persona di fiducia. Le operazioni dovrebbero concludersi entro il 30 di settembre. Andiamo ora sul nostro sito internet teleradiopace.com perché sono stati resi noti i dati del bilancio del flusso dei transiti nel porto di Chiavari in questo periodo estivo. È aumentato del 200% il flusso dei transiti al porto di Chiavari rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le previsioni sono per un mese di settembre da sold out. E quanto sostiene la direttrice Chiara Vigo, secondo cui sono stati molti passaggi di stranieri da Francia, Germania e Inghilterra, ma anche ospiti provenienti da Cile ed Australia. Oltre ai clienti affezionati, spiega Vigo, c'è anche chi doveva fermarsi per una sola notte e poi è rimasto per soggiorni molto più lunghi. Infine Marina Chiavari calata ovest e continua a lavorare per il futuro. Sistemata la diga a sovraffluto colpita dalla mareggiata, dichiara il presidente Franco Cavagnaro, abbiamo terminato il progetto della diga di Risacca che è già stato presentato in comune, che vedrà un iter burocratico presumibilmente di oltre 3 mesi prima di arrivare alla realizzazione della scogliera. E intanto nel tardo pomeriggio di quest'oggi alle 19:30 si riunirà a Chiavari il Consiglio Comunale per parlare dello stato di riqualificazione dell'area ex Italgas di via Trieste. Si tratta di una seduta ad hoc richiesta dai consiglieri di minoranza del PD e di Noi di Chiavari. È convocato invece per domani alle 18:30 il Consiglio Comunale a Cogorno. All'ordine del giorno sono iscritte 3 pratiche. L'amministrazione presenterà le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il prossimo quinquennio, quindi saranno discusse 2 interrogazioni presentate dal gruppo consigliare Cogorno Democratica Partecipativa. La prima ha ad oggetto la mobilità nell'abitato di San Salvatore, la seconda invece riguarda la realizzazione della rotonda tra Zona Basco e impianto Euronix e la tempistica di realizzazione. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi la cronaca e lo sport. Corriere della Sera titola "Il PD apre, Di Maio più freddo". Zingaretti, prima i contenuti, discontinuità sui nomi, i 5 Stelle insistono su Conte e quindi si tratta.
E l'editoriale Un patto possibile con l'Unione Europea. Cimeli da Terza Repubblica, viaggio politico in una soffitta di Antonio Polito, e poi l'Italia non si isoli, parla il ministro Moavero e lo vedremo tra poco. Una corsa a ostacoli, il commento di Francesco Verderami. Ma poi ci sono altre notizie, l'Iran al vertice, l'invito di Macron spiazza Trump, la sorpresa, l'arrivo del ministro Zarif per un colloquio col suo omologo francese, ma Trump rimane un po' appunto spiazzato, se non arrabbiato. L'allenatore lascia l'ospedale per guidare il suo Bologna, si tratta di Mihajlovic, la scelta in panchina dopo la chemio. E poi c'è una vicenda tragica, vicino a mio figlio in coma per 31 anni, l'incidente nell'88, ora il ragazzo è morto, lasciò il lavoro per curarlo e mi bastava il suo sorriso, dice il padre Hector Okamoto. E poi la fuga dal carcere di Napoli da Poggioreale, una fuga antica con le lenzuola. Dicevamo dell'intervista all'attuale ancora ministro degli esteri Moavero Milanesi, l'Italia resti aperta al mondo, non scordiamo i nostri interessi. Il ministro degli esteri Moavero, puntiamo sull'Africa e sulle grandi rotte globali. Io, incompatibile nel governo, ho lavorato in silenzio e con lealtà per sminare i problemi. L'Unione Europea aiuterà un governo alternativo alla Lega, le regole devono essere uguali per tutti, dice il ministro quasi ex. Andiamo invece adesso sul Secolo XIX, vediamo il titolo, Conte Premier, Zingaretti dice sì ma senza Di Maio, gelo dei grillini, il leader Dem, confrontiamoci sui programmi, 5 Stelle, il Paese non può aspettare il PD, e il commento di Marcello Sorgi, il segretario dei Dem sotto assedio. L'analisi di Andrea Montanavino, così si può evitare di aumentare l'IVA tagliando le tasse. E poi al G7 vertice Francia-Iran, Macron a sorpresa incontra Zarif per proprio smorzare le tensioni che ci sono con gli Stati Uniti. E poi la ricerca per ridurre i consumi, Genova studia come contenere l'inquinamento dei data center. Siamo anche allo sport con il calcio, un Genoa senza paura rimonta 3 volte e impone un pari alla Roma, e invece una Sampdoria male la prima, la Lazio dilaga 3-0, bis di Immobile e Correa. Sempre dalla prima pagina del Secolo, turismo rimonta d'agosto, alberghi verso il pienone, andiamo a vedere nel Levante, quasi esauriti i posti letto negli hotel, gli albergatori dopo un inizio stagione negativo, adesso siamo soddisfatti, prenotazioni anche all'ultimo momento, soddisfazione anche dei balneari, l'estate 2019 è positiva, i turisti non sono mancati per i rappresentanti di CNA, balneatori e assobalneari, l'annata si chiude con il segno più, oggi comincia l'ultima settimana calda. E invece da Sesti Levante 1400 oggetti sequestrati con il progetto Spiagge Sicure, il piano di sicurezza estivo ha impiegato pattuglie sia pubbliche che private, tra le novità il nuovo Tix Road a Pietra Calante con numerose sanzioni elevate, il personale di vigilanza privata ha permesso un presidio maggiore del centro. 54 multe e 1.400 oggetti sono stati sequestrati nell'ambito del progetto Spiagge Sicure a Sestri Levante. Il bilancio è stato effettuato a metà agosto da parte di chi effettua i controlli. 4 agenti di polizia municipale sono stati appositamente assunti per il servizio di controllo e contrasto dell'abusivismo, che è un servizio che resterà attivo sino a metà settembre. Anche le misure di vigilanza notturne stanno dando ottimi risultati, fa sapere l'amministrazione. Oltre alla convenzione gestita da Mediaterraneo Servizi con i locali del porto e del centro città, si è aggiunta la presenza di 4 operatori specializzati per il monitoraggio della Baia delle Favole e di Riva Trigoso. Secondo la Giunta Ghio, l'iniziativa ha dissuaso da comportamenti capaci di recare disturbo alla quiete pubblica. 2 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un milanese e un imperiese fermati dai carabinieri di Santa Margherita Ligure e Rapallo nell'ambito del servizio di contrasto al fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. In entrambi i casi il tasso alcolemico era notevolmente più alto del consentito, le patenti sono state ritirate e per uno di loro è scattato anche il sequestro del mezzo con successiva confisca. I carabinieri di Moneglia invece hanno denunciato 2 stranieri sorpresi a girovagare in città sprovvisti di documenti di identità e di soggiorno necessari per la permanenza sul territorio italiano. Ora andiamo in redazione per altre notizie di cronaca, per noi oggi Maurizio Garreffa.
Grazie Cristina, un saluto a tutti. Parliamo di un episodio di cronaca che ci viene raccontato questa mattina dalla Polizia Municipale di Santa Margherita Ligure, che risale a ieri alla tarda serata. Non si ferma allo stop dei vigili e fugge verso Portofino, ma viene fermato al termine di un lungo inseguimento. È successo all'altezza di piazza Vittorio Veneto a Santa Margherita Ligure. Un'auto non si è fermata al presidio della Polizia Municipale che gli intimava l'alt, anzi ha accelerato in direzione Portofino. I vigili si sono gettati all'inseguimento mentre la vettura compiva manovre pericolose come sorpassi in curva. Il mezzo è stato bloccato in via Favale. Al volante c'era un chiavarese di 23 anni con precedenti, risultato privo di patente perché mai conseguita e senza l'assicurazione della macchina, quindi anche in caso di incidente non avrebbe potuto rimborsare nessuno. È stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale e per le altre violazioni è prevista una sanzione complessiva di circa 6.000 euro e il sequestro della vettura. Questo è il 103esimo sequestro di veicolo per assicurazione mancante o guida in stato di ebbrezza effettuato dall'inizio dell'anno da parte della Polizia Locale Sammargheritese. Per l'intervento di ieri il sindaco si è complimentato con gli agenti. È tutto, a te Cristina. Grazie, apriamo ora la pagina sportiva, iniziamo con il calcio. La vittoria è stata senza dubbio il modo migliore di tornare in campionato di Serie B per la Virtus Entella, che al Comunale ha battuto 1-0 il Livorno. Una vittoria tutt'altro che scontata per diversi motivi, ma che ha dato entusiasmo alla squadra e alla tifoseria. A mettere a segno la rete del gol Matteo Mancosu su calcio di rigore. È buona la prima del ritorno in Serie B dell'Entella, che al Comunale davanti a una buona cornice di pubblico batte 1-0 il Livorno. Si riparte dai gol di Matteo Mancosu. Era difficile aspettarsi una bella partita perché le prime, si sa, tra stanchezza e tutto non possono essere belle, però si vede subito il carattere della squadra. Questo l'abbiamo dimostrato soffrendo alla fine. Ovviamente il Livorno è venuto fuori essendo in svantaggio, quindi cercava il gol con più costanza, però niente, siamo riusciti a tenere molto bene, abbiamo rischiato poco, siamo veramente contenti. Sapevamo che il loro tema poteva essere quello della palla lunga e l'abbiamo anche accettato. Non gli abbiamo mai concesso palle gol, questo veramente mi gratifica molto e gratifica molto la squadra, vuol dire che il grado di attenzione oggi è veramente massimale. È stata una partita che ha creato poche occasioni da tutte e due le parti. Loro sono stati bravi ad andare in vantaggio, noi un'occasione col palo c'è stata, però potevamo e dovevamo fare molto di più perché come intensità, come atteggiamento abbiamo fatto la partita giusta, però è anche vero che dovevamo variare il tipo di gioco, non dovevamo giocare solo col lancio lungo e dobbiamo cercare di manovrare un pochino più in maniera più efficace. E non era facile perché loro alle spalle avevano già una stagione di Serie B, mentre noi ci approcciavamo oggi dopo la sconfitta di Coppa Italia, che comunque aveva lanciato qualche campanello dal punto di vista dei risultati, e dovevamo per forza vincere oggi per tante cose, per il morale, per noi, perché secondo me ce lo siamo meritati veramente dal primo all'ultimo minuto. L'Entella porta a casa 3 punti molto importanti al termine di una gara approcciata bene, sofferta nel secondo tempo quando il Livorno ha espresso il massimo sforzo per pervenire al pareggio. I ragazzi di Boscaglia trovano 3 punti fondamentali per il morale ma anche già per la classifica, e settimana prossima giocheranno lo Zini di Cremona alle 21 contro la Cremonese. E nel corso della partita tra Virtus Entella e Livorno c'è stato uno spazio per un riconoscimento ad un pallanuotista, Stefano Longo. Vediamo proprio la notizia sul nostro sito teleradiopace.com, un pallanuotista chiavarese che ha portato il nome di Chiavari sul tetto del mondo con l'oro con la nazionale di pallanuoto. Stefano Longo, attaccante del Settebello e della Proreco, è stato premiato dal presidente Antonio Gozzi sul prato del Comunale prima di Virtus Entella Livorno, un riconoscimento per il numero 3 azzurro, applaudito da tutto lo stadio per l'impresa. Insieme a loro, sotto gli occhi di Maurizio Felugo, un altro chiavarese che ha tenuto alta la bandiera della città, era presente anche il patron della Proreco, Gabriele Volpi. Un legame stretto nel nome dello sport e del sociale, impegno quotidiano che permette a centinaia di ragazzi del territorio di allenarsi e crescere in contesti ad alto valore formativo, educativo ed aggregativo. Avremo modo di vedere un servizio anche su questa cerimonia di premiazione
premiazione. Tra l'altro anche il Comune di Chiavari proprio domani conferirà un riconoscimento a Stefano Longo. Ora parliamo delle glorie invece del golf. Va in archivio con numeri di successo la 66esima edizione del Trofeo del Tigullio, gara nazionale della Federazione Italiana Golf disputata sul green di Rapallo. Sul gradino più alto del podio per la classifica maschile Mattia Vetricini del golf di Cervia, mentre in quella femminile medaglia d'oro Iole Pininfarina del golf di Torino. Buona la prestazione anche degli atleti di casa che hanno giocato all'altezza delle loro potenzialità, dando il massimo in tutti e tre i giri di gara. Da sottolineare la prestazione delle sorelle Lucrezia e Lorena Rossettin, rispettivamente classificatesi al terzo e quarto posto. Tra i giovanissimi, ottimo risultato per il 13enne Alfredo Migliorini, che ha totalizzato il miglior score della giornata. Il violento acquazzone che si è abbattuto su Rapallo nella seconda giornata di gara non ha messo in difficoltà gli organizzatori che, superata la parentesi del maltempo, hanno potuto contare sul perfetto sistema di drenaggio del terreno e quindi proseguire regolarmente il torneo. E con lo sport si chiude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45 su Telepace 1 al canale 85. Vi ricordo che potrete continuare a seguire tutti gli aggiornamenti e le notizie della giornata sul canale 187 di Telepace News e naturalmente sul nostro sito internet. Grazie a tutti dell'attenzione, buon pomeriggio.